Ma quanti sarete voi fotografi il giorno del matrimonio? 8. Sì, mi è capitato di rispondere così qualche volta, per fare lo spiritoso. Il numero dei componenti del team fotografico cambia da situazione a situazione, da fotografo a fotografo. È una scelta legata a diversi fattori, logistici, espressivi, economici e aziendali. Logistici perché alle volte è necessario seguire lo sposo e la sposa contemporaneamente, quindi diventa obbligatorio avere un fotografo da una parte e uno dall'altra. La necessità della contemporaneità delle preparazioni nasce da esigenze di tempo, nella gestione delle distanze oppure per mera comodità degli sposi. Motivi espressivi perché performiamo meglio se non abbiamo il peso di un intero matrimonio sulle spalle. Essere in team significa dividersi alcuni aspetti del lavoro, ottimizzando tempi ed energie a favore di una ricerca fotografica più attenta, mirata e soprattutto variegata. Insomma, a beneficiarne non è solo la qualità delle foto o dei video, ma anche la quantità di foto o la lunghezza del video che verranno poi consegnati. Economici, banalmente un team di 2 persone costa meno di uno di 4. Non solo perché bisogna pagare 2 persone in più, pagare, non sottopagare, ma anche perché aumentano le spese sugli spostamenti e la mole di lavoro in fase di post-produzione. E poi motivi aziendali, nel senso che è una scelta dello studio fotografico organizzare il numero di collaboratori presenti in un evento, ed è una cosa che non può essere criticata né sindacata. Io personalmente non vado mai da solo a fare un matrimonio, per garantire che l'evento sia coperto anche se mi dovessi sentire male il giorno stesso. Ed è capitato, guardate il mio reel su Panarea. Insomma, chiedere il numero di fotografi e o videografi presenti al proprio matrimonio è lecito, anche perché capisco che se è previsto del cibo in sala per noi significa avere dei costi aggiuntivi. Bisogna però scegliere consapevolmente, cercando di capire qual è la situazione migliore per voi, certo, ma anche i rischi o le criticità che ci sono dietro ad una determinata scelta, rispettando sempre la professionalità del fotografo o i suoi consigli. Ciao!